Sì, le Terme di Abano e Montegrotto sono in una posizione assolutamente centrale e sicuramente proprio la vicinanza a Venezia ci porta spesso anche a chiamarci la Spa di Venezia. Poi naturalmente la loro posizione permette di arrivare sia a Venezia in brevissimo tempo, grazie anche a questi collegamenti, magari a volte un po', insomma, non sempre così efficienti, però dall'altra insomma possiamo raggiungere tranquillamente Verona, quindi con la sua arena, e altre tantissime città d'arte, poi naturalmente Padova che è a appena 10 minuti dalle terme, per cui i nostri ospiti approfitteranno anche di quello che organizzerà la città patavina. Qual è il vostro target principalmente? Ma il nostro target insomma, è un target abbastanza adulto, si è abbassata abbastanza l'età media, vedo anche molte famiglie, soprattutto adesso per il carnevale ci rivolgeremo un po' anche a un pubblico più giovane con la sfilata dei carri, ce l'avremo anche noi in centro ad Abano, anzi invito tutti quanti domenica prossima, domenica 15 febbraio. A che ora febbraio, domenica? Alle 14:30 in zona pedonale ad Abano, cominceranno i festeggiamenti, quindi ci saranno anche i carri di Montegrotto naturalmente, quindi insomma sarà una grande festa, apprezzata un po' da tutti, anche dai nostri turisti che stanno, come giustamente diceva il sindaco, affollando i nostri alberghi anche grazie alla concomitanza con San Valentino, perché certo, sabato sarà appunto la festa degli innamorati e mi dicevano sono rimaste solo singole, quindi questa è una buona notizia. è un buon segno anche Sì. questo. La regia intanto chiedo se il collegamento con Venezia, abbiamo Belmaris, se riesce a proporci qualcosa, anche delle immagini di quello che sta succedendo. Forse ancora in questo momento no. Stiamo chiamando, quindi da casa aspettate con fiducia, ci stiamo collegando. È un po' un pienone a Venezia. Direttore, ci dia qualche altro accenno al carnevale veneziano che è... Beh, un po' quello che si è detto qualcosa stasera. che nessuno sa e ce lo racconta lei in trasmissione, ci regala una perla assolutamente unica, dai. Mamma mia. Allora, nessuno sa, per esempio, che il carnevale a Venezia era il modo con cui si intrattenevano rapporti, come si dire, un po' illeciti, un po' garibaldini, però era anche un modo per sistemare molte faccende d'onore. Regolare i conti. Assolutamente. La maschera aiutava. Aiutava, infatti a un certo punto il Senato vietò anche l'utilizzo della maschera. Proprio perché purtroppo non era usata solo dai Casanova che con la maschera riuscivano a intrufolarsi nei letti di qualche amata, ma era anche un modo per sistemare i conti, quindi il Senato lo vietò, ma non riuscì a ottenere il risultato perché era tale e tanta la partecipazione popolare dei veneziani, certo, cosa che adesso, ahimè, non è più. Noi cerchiamo di stimolare la partecipazione di tutti i veneziani a vestirsi, gli esercenti, i ristoratori, ci riusciamo in parte, ma lo scopo del carnevale nostro è quello anche di coinvolgere i veneziani. Allora il carnevale era, parlo naturalmente della classe agiata, dei patrizi, certo, dei membri della mercatura, insomma di coloro che avevano anche disponibilità, e delle cortigiane, tutto il circolo che girava intorno alla vita libertina che in qualche modo si teneva a Venezia. Quindi ecco, non tutti sanno che il Senato cercò di vietare il carnevale ma non ci riuscì. Certo. Per una famiglia, dovendo programmare una giornata o una serata a Venezia in questi giorni di carnevale, cosa non si deve assolutamente perdere? Cosa è immancabile? Direi che adesso che si avvicina il fine settimana è immancabile la finale delle maschere, la maschera più bella. Noi ogni giorno facciamo sfilare tutte le maschere. Voi sapete che a Venezia vengono davvero da tutto il mondo per sfilare le maschere realizzate in parte da chi le indossa, in parte acquistate, realizzate durante tutto l'anno, e noi le facciamo sfilare ogni giorno e domenica 15 c'è la sfilata, la premiazione. Quindi questo è davvero in piazza San Marco dalle 3 alle 6, immancabile. Perfetto. Questo è diciamo l'ABC per uno che va al carnevale, si va a vedere le maschere.
si dovrebbero anche indossare le maschere, perché poi il Carnevale di Venezia, anche questa è un'altra cosa che pochi considerano, è uno dei pochi carnevali dove il carnevale lo si va a fare davvero. Cioè noi siamo abituati ai carnevali di Rio, di Viareggio, di Ivrea, dove si va a guardare uno spettacolo, ci sono dei figuranti, delle persone che fanno uno spettacolo e si va a guardarlo. Invece a Venezia gli spettacoli sono in realtà un cotè. È tutta la città Il vero obiettivo è mascherarsi e prendere parte a un happening collettivo, quindi possiamo dire che è veramente una grande teatralizzazione collettiva in qualche modo, almeno nell'ambito di San Marco dove si concentrano le più maschere. Certo. Marianna Serena, l'Angelo 2015, se qualche ragazza da casa sta guardando e ha voglia di essere una delle Marie e magari puntare ad essere l'Angelo un domani, come deve fare? Beh, innanzitutto c'è da dire che questo non è un concorso di bellezza, anzi è un concorso dove emerge la personalità, c'è da dirlo questo, perché sono 10 giorni dove passi insieme a altre 11 ragazze, perché ne vengono elette 12, dove stai a Venezia e frequenti i luoghi dove più si concentra il carnevale e insomma vieni trattata come una principessa perché è inevitabile e se devo dare un consiglio è di prenderla come un gioco e non come una competizione, perché rovina il momento del carnevale che è un bel momento. Per iscriversi dove? Quest'anno ci sono già state le selezioni, hanno già eletto le 12 Marie e lunedì si saprà chi sarà il prossimo Angelo 2016. Esatto. E per il prossimo Angelo invece? Per diventare Maria ci sono delle selezioni al Casino Cavendramin Calergi e ogni anno in concomitanza con il Carnevale e alla fine dei giurati eleggeranno le 12. Ho capito, quindi chi ci guarda da casa, abbiamo forse una richiesta di intervento, vuole fare la Maria, lei? No, io veramente. Maria, no, ma senza microfono non la sente nessuno, io glielo do ma si deve comportare bene, Benissimo. Io invece che fare la Maria, io vorrei fare il Mario, se si potesse, se ci sono iscrizioni aperte, non so. Non lo so, dovete fare... Grazie, troppo buoni. Prendo il microfono, lo tengo io. Finito, perfetto, ci sentiamo tra un po'. Perfetto, il collegamento da Venezia, se la regia ci ha detto un 5 minuti di attesa perché c'era uno spettacolo di giovani, stavano cercando di agguantare qualche evento particolare. Direttore, lei guarda l'orologio ma rimane qui, no, non va. Lo facevo per te, per Venezia. capire cosa stavano facendo, probabilmente stavano riprendendo lo spettacolo di danza verticale, forse volevano farvelo vedere in diretta. Potrebbe essere quello, se la regia ci dà un input, attendiamo ancora un pochino? Sì, attendiamo ancora un pochino e noi attendiamo con pazienza. Andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare di carnevale, di economia e di territorio.